Eccoci amici del Surfcasting in Liguria, sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Surfcasting GVT Liguria. Quest'oggi, metà luglio, caldo, torrido, 33 gradi qua in Liguria, sono tantissimi, con un'umidità che supera quella della foresta amazzonica. Ci rimettiamo alla ricerca dei pesci serra, quest'oggi in una delle spiagge più belle del ponente ligure, il Malpasso. Si parte amici, questa è una nuova avventura di Surfcasting GVT Liguria. Allora, eccoci qua, sono quasi le 7:30, stiamo finendo di montare le canne. Questa sera, alla ricerca dei predatori, abbiamo i nostri cefali che abbiamo già pulito a casa, li stiamo scongelando. 3 cefali, un cefaletto piccino laggiù in fondo e un drago rosso per intero e una coda di rimini. Fishing Garage, il nostro negozio di riferimento per tutti quelli che vengono da Lombardia, Piemonte, in Liguria in vacanza. Mi raccomando amici, fateci un salto perché queste esche vengono proprio da lì, ottime. Il nostro Massimiliano se le va a recuperare in Toscana, quindi qualità eccezionale. Qua i nostri cefali che abbiamo pescato qualche settimana fa. Adesso finiamo di montare le nostre canne, vi faccio vedere un po' di montatura e si parte. Adesso che non siamo precisamente ancora di notte, è venuto parzialmente buio perché abbiamo alle nostre spalle una costiera molto alta che ha già coperto il sole, ma non è ancora al buio, quindi dovremo aspettare ancora un po' per i serra. Quindi tecnica di questa sera e tattica anzi di questa sera sarà pescare inizialmente un po' coi vermi, quindi proveremo con la coda del rimini, drago rosso, e poi man mano che verrà notte passeremo ai tranci di cefalo flotterati. Quindi si inizia uno 0,25 fluorocarbon, 2 fratto a zero, un bel amo. Se parte qua vogliamo assolutamente il bel pesce perché pesciolini non ci interessano, quindi 0,25 è un po' sottile ma ce la giochiamo, 2 fratto a zero e partiamo con la coda del rimini, poi passeremo al drago rosso. Allora, questa sera pescherò con 3 montature completamente identiche, è una spiaggia molto semplice, a volte c'è un po' di corrente di traverso, ma nella condizione estiva è molto semplice, quindi mini trave basso, 150 palla per fermarlo bene sul fondo, terminale lunghissimo, anche 2,5 metri, laggiù in fondo la nostra coda di rimini, mi raccomando, un po' di filo elastico. Quindi mini trave basso. Adesso iniziamo con i vermi come vi ho detto prima, poi passeremo al trancio, una spiaggia che non necessita di uno shorts rovesciato in quanto il fondale è basso, non arriviamo a picchi importanti di profondità, quindi basta fare un bel terminalone di quelli belli lunghi e siamo già praticamente a galla dove i nostri predatori ci aspetteranno. Comunque, ripeto, non è una spiaggia da lunga distanza, i pesci predatori vengono sotto costa a cercarsi il cibo, quindi non dovremo fare grandi sforzi tecnici questa sera, dovremo solo farci trovare pronti.
7:40 la prima andata, Rimini, partito. Andiamo a preparare le altre, amici. Eccoci qua sul secondo innesco, molto simile alla coda di Rimini, questa volta drago rosso. Diminuisco un attimo la grandezza dell'amo, questa volta un 1/0, un Nuclear MR42, uno dei miei preferiti, una vera bomba, lo possiamo vedere. Becco d'aquila rinforzato d'acciaio, teniamo lo 0,25, teniamo un minimo di rischio. Filo elastico lo accompagniamo un attimo, un'esca molto delicata rispetto a Rimini, lo accompagniamo un attimo con un po' di filo elastico, lo passiamo con l'ago con l'occhiello per essere belli tranquilli, senza fargli fare grandi torsioni con l'ago normale, e poi montiamo l'amo. Una cosa un po' più macchinosa, ma sicuramente l'esca rimarrà sicuramente meglio sul nostro terminale. Eccoci qua, anche il drago è partito, quindi prime 2 andate, Verme di Rimini, drago rosso. Queste canne le lasceremo finché farà luce, poi passeremo a tutti i tranci. Andiamo a preparare un trancio che ci farà da sentinella quando partirà la canna che monteremo adesso, vorrà dire che qualcosa si sta avvicinando. Ecco il necessario per preparare il nostro filetto di cefalo flotterato: forbici, cavetto con amo o amo con cavetto d'acciaio, 0,45 fluorocarbon, filo elastico, polistirolo. Questo tutto il necessario per preparare il nostro terminale. Eccolo qua, dopo un po' di lavorazione il nostro primo filetto, non una cosa eccessiva. Il polistirolo che tagliamo della dimensione voluta lo inseriamo all'interno, il filetto girato, bello grasso questo cefalo, lo possiamo vedere che è bello grasso. L'amo spunta di fuori. Io inizialmente ero un po' scettico su questa tecnica di lasciare l'amo di fuori, ma pescando poi serra, iniziando a pescarli, mi sono accorto che è un pesce molto famelico, che arriva molto veloce sull'esca, non guarda, non sta attento, prende l'esca e la tira, quindi l'amo ben fuori ci permette di infilzarlo immediatamente. Tante volte vi sfuggirà, ma mi raccomando, cercate sempre di tenere l'amo fuori per aumentare le possibilità di cattura. Eccoci qua, è anche la terza andata, filetto di cefalo flotterato, drago rosso, Rimini. Si parte, mal passo, usciamo a Spottorno, giriamo a destra, direzione Noli, superiamo Noli, ci troviamo in questa spiaggia meravigliosa, amici del Ponente Ligure. Secondo me è una delle spiagge più belle in assoluto, anche da turisti, da venire assolutamente almeno una volta a visitare questa spiaggia, perché merita, amici. Una bellezza incontaminata, un'acqua cristallina, una pace assoluta. Tanti turisti durante il periodo estivo, ma si trova spesso e volentieri posto. Se invece venite a pescare, mi raccomando, teniamo pulite queste spiagge per permettere a tutti di venirci a pescare e continuare a venire a pescare in questi paradisi. Un malpasso che presenta una spiaggia sabbia, granulometria abbastanza fine, come possiamo vedere sulla spiaggia, prosegue in acqua molto pulita, trasparente, quindi se peschiamo coi vermi andiamo abbastanza sottile, tante mormore, tante orate nel periodo estivo, qualche cosina di mareggiata in periodo invernale. Siamo in una posizione strategica per il serra, perché qua sulla mia sinistra troviamo una scogliera tra Noli e il Malpasso, dove i serra generalmente di giorno stazionano avanti e indietro davanti alla scogliera per poi spostarsi vicino e davanti a questa spiaggia in cerca di pesciolini, cefaletti e quant'altro, mormorine durante la notte. Quindi dobbiamo solamente aspettare che venga buio e aspettare, anzi sperare che arrivino dalla sinistra o dalla nostra destra. Adesso, come vi dico sempre, nei tempi morti prepariamo le esche. Sono esche importanti che hanno bisogno di preparazione, tempo e, mi raccomando, tanta pazienza. Non stiamo a preparare esche velocemente che poi si presentano male in mare. Ne approfitto per ringraziarvi tutti quanti per continuare a seguire il canale Surfcast IGBT Liguria, per continuare a iscrivervi, per continuare a seguire queste avventure amatoriali in giro per la Liguria. Mi sono un attimino fermato ultimamente per motivi familiari, è nato il mio primogenito e vi ringrazio tantissimo
per l'affetto, gli auguri. È un bambino meraviglioso che non vedo l'ora di portare anche lui qua in spiaggia tra qualche anno e insegnargli questa meravigliosa passione. Adesso prepariamo qualcosina di buono per dare il cambio al nostro filetto di cefalo e aspettiamo il buio, amici. 8:15, tutte e tre le canne in mare, una pace surreale davanti a noi per essere metà luglio, veramente meravigliosa questa pace, che forse è un po' quella che andiamo a cercare quando siamo a pesca, amici. Più che risultato è questa pace tra noi, il mare e nient'altro. Eccoci qua. Questa è sicuramente una spiaggia molto bella, ma una spiaggia molto atipica, soprattutto d'estate, quando il mare è calmo, acqua trasparente. Va un po' a momenti, cioè nel senso che possiamo trovare i pesci sulla lunghissima distanza, mormore sulla lunghissima distanza, qualche orata, ma vanno a momenti, non è una cosa costante. Potrebbe essere anche una cosa non a giorni, e non ci metterei la mano sul fuoco se stasera i vermi che abbiamo messo giù praticamente come palliativo per aspettare non vedessero assolutamente una tocca. Quindi una spiaggia molto bella, ma per chi si dovesse avventurare per la prima volta non si aspetti una spiaggia semplice. Qua in Liguria non c'è niente di semplice, neanche la cosa più bella è semplice. Quindi tanta pazienza, tanti tentativi e tante distanze diverse finché non si trova il punto giusto. Ok, ore 21, anche la seconda canna l'abbiamo passata col trancio, il cefalo flotterato, il sole sta calando, meraviglioso sopra di noi, veramente uno spettacolo stupendo. Quindi 2 canne col trancio, adesso andiamo a controllare il Rimini che lasciamo ancora sotto e poi quando farà buio completamente andremo a mettere anche la terza col trancio di cefalo flotterato. 0,40 cavetto d'acciaio, un bel amo e il nostro filetto flotterato alla ricerca del temutissimo pesce serra. Allora, intanto per recuperare questo tempo morto mi sono preparato i prossimi 2 inneschi, uno fatto con un trancio direttamente da un cefalo intero, questo possiamo vederlo leggermente più chiaro, flottera all'interno, cavetto d'acciaio, amo sempre sporgente. Questo è uno dei miei inneschi preferiti, cefaletto intero, tolgo la testa, lo giro, lascio la codina, tutto al naturale, polistirolo all'interno e lo giro col filo elastico. Questo è il mio innesco preferito per il serra, un innesco un po' più piccino, tutto intero, mi raccomando, togliamo la testa, lo giriamo e si fa partire così, amici. Questi i prossimi 2 inneschi.
10, momento che tanto stavamo aspettando, il buio più completo. Accendiamo la nostra LED Lancer e si inizia con la notte. Come spesso accade nel ponente ligure, il vento viene a farci compagnia. Una bellissima luna sulla destra, ma un vento fastidioso per traverso viene a infastidirci e infastidire la nostra azione di pesca. Se dovesse aumentare, abbassiamo le canne. Incredibile, stavo riniziando da sinistra verso destra a controllare le mie canne, lancio, appoggio la canna, vedo il cimino che vibra, prendo la canna in mano, aspetto, parte, questo è il risultato. Serra sono arrivati. Una delle poche cose che ho imparato nella mia esperienza serra è che anche se sembra un pesce quando è in attività non particolarmente tecnico, è sempre bene cercare di cambiare le nostre esche. Quando passano magari delle mezz'ore, delle ore. Bene, mentre stavo facendo la mia spiegazione è partita una canna talmente forte che ha spaccato lo shock leader. Il nodo dello shock leader è partito, la frizione è partita a treno e rinculo, non lo so cosa cazzo ha combinato, ma si è spaccato il nodo. Guardate, qua c'era lo shock leader, questo qua è uno 0,25, shock leader 23,50. Stavo tranquillamente montando il mio shock leader, adesso non so se si vedrà. Questo è il risultato dell'abrasione della sfrizionata di prima. Ha completamente rovinato il filo, incredibile. Ecco, come cercavo di spiegarvi prima che partisse quel treno a vapore, cerchiamo sempre di mantenere al coperto i nostri filetti e di cambiarli più o meno ogni ora, nel senso di presentare sempre in acqua esche nuove, fresche, ricche di olio e di grasso. Questa è la seconda tocca di questa sera, completamente disintegrata, e laggiù in fondo è venuto il nostro soccorso, il nostro Ricky. Sono le 11:30, piena battaglia. Attenzione, anche il terzo se ne va, recuperiamo qualche metro, poi se ne va anche lui. Questo è quello che rimane. Ecco Giorgio finalmente che lo incanna, è stato prontissimo sulla partenza. Ora un po' di lotta e speriamo di portarla a riva. Cerchiamo di inquadrare la cima da lontano. Bel salto. Ok, non fartelo andare sulla destra però, man. Dal salto sì. Io cerco di inquadrarti un salto, che cazzo è? Eventualmente riesci Sì. a fare qualcosina, perché c'è un po' uno scalino un po'. Tranquillo. Sta arrivando. Abbastanza distante, Un po' di la sigaretta, Aspetta. Portalo che sei ancora lontano. Tranquillo, man. Occhio che ti sta andando tutto sulla sinistra. Occhio che lì c'hai le pietre, man. L'ho visto? Vai, vai. 10 metri. Eccolo. Occhio ti sta andando in là. Vai, forzalo, man. Non è enorme, Forse. C'è una pietra lì sotto.
Attenzione, guardiamo il Serra sul bagnasciuga. Giragli la testa, grande man. Dai. Dai man, forzalo che è morto. L'ultimo salto forse. Vai, vai. Ce l'ho io, ce l'ho io. Ci sono i pescetti, li arrivo. La miseria. E si scappota, signori. Spegni la luce. Si scappota e si scappota bene. Gran bel pesce. Gran bel pesce. Ne sono scappati 3, ma al quarto lo portiamo a casa. Eccoci qua, anche questa avventura giunge al termine. Una ricerca del pesce serra in uno degli spot più belli della Riviera di Ponente, in Malpasso, uno spot sicuramente da visitare sia da turisti che da pescatori. Un saluto particolare ai ragazzi terribili di Cuneo, Luca, Andrea e tutti gli altri, e un ringraziamento speciale a tutti voi che continuate a seguire il canale Surfcasting GBT Liguria. Un grazie speciale e che dire amici, noi ci vediamo alla prossima avventura, perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.